Il leone di Venezia sul Mediterraneo. La cultura, l'arte e l'architettura della Serenissima Repubblica sul mare Mediterraneo e nei territori veneto, friulano e lombardo. Lo scopo del film è presentare in video le testimonianze dell'antico splendore della Repubblica di Venezia. La regina dell'Adriatico fu sempre aperta ai commerci con tutto il mondo. Fu porta privilegiata verso l'Oriente e, soprattutto grazie a Marco Polo, precorse i tempi nei rapporti con la Cina, divenuta oggi, nell'era della globalizzazione, nazione di riferimento dell'economia mondiale. Le nuove generazioni poco conoscono della Serenissima Repubblica. Alcuni ritengono che la sua importanza storica sia circoscritta alla laguna veneta e all'immediato entroterra. Già per molti è difficile immaginare che Verona sia stata per 400 anni sotto l'ala del leone. Figuriamoci pensare che lo siano state Brescia e Bergamo, o che le sue armate di terra siano arrivate a una decina di chilometri da Milano. Al turista non saranno sfuggite le atmosfere veneziane dei paesi dell'Istria, ma forse non immagina che la Serenissima abbia regnato su Creta e Cipro, o addirittura che la bandiera della dominante abbia sventolato sul Partenone di Atene. Per colmare queste lacune è nata nella casa di produzione Belle Époque Film l'idea di realizzare questo film con il proposito di illuminare lo spettatore su una tangibile realtà storica e attuale di cui i veneti devono andar fieri. Un esempio di civiltà, arte, cultura, coesistenza fra i popoli che è sopravvissuta a guerre e a sconvolgimenti storico-politici. Il film ripercorre le rotte di mare e di terra della Serenissima, presentando i territori da essa dominati che, all'apice della sua potenza marinara, si estendevano dall'Istria alla Dalmazia, dalle Cicladi a Cipro e dal Friuli alla Lombardia. Il film, raccontato con molta semplicità e accompagnato da brevi cenni storici, va alla ricerca delle testimonianze veneziane più significative, alcune delle quali sono giunte pressoché intatte ai nostri giorni. Arsenali, torri, fortezze, porti, palazzi, logge, ville, chiese, opere d'arte. Il tutto siglato da leoni marciani raffigurati in varie fogge.
Il film è girato in Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Cipro. I luoghi visitati sono i seguenti: i paesi dell'Istria slovena e croata, le isole del Golfo del Quarnaro, Cherso, Lussino, Veglia, Arbe e Pago, le città della Dalmazia, Zara, Sebenico, Traù, Spalato, Ragusa. Le isole dalmate di Lesina e Curzola, la penisola di Sabbioncello, le città del Montenegro, Cattaro e Perasto, alcuni porti dell'Albania, le isole greche di Creta, Cipro e altre più piccole, la Lombardia con il lago di Garda bresciano, Bergamo, Brescia, Crema e varie altre cittadine delle province. Il Veneto, la città di Venezia in generale, Chioggia, le isole della laguna, Vicenza, Padova, Verona, il lago di Garda Veneto, Treviso, Belluno, Rovigo, il Friuli, la Venezia Giulia e altre cittadine delle province. Questi sono gli ingredienti essenziali per baccalà mantecato istriano: sale, aglio, pepe e olio d'oliva istriano. Adesso viene e noi lo battiamo finché non viene una pasta bianca. Il film evidenzia anche le forti tracce lasciate da Venezia nella lingua parlata e nella vita quotidiana. Ad esempio, la preparazione di un piatto di cucina veneta come il baccalà. Vedi la canzone La mula di Parenzo, preparato nella stessa maniera nelle due sponde dell'Adriatico. Questo è il trabaccolo, che era anche usato praticamente solo per trasporto delle merci. Aveva 2 vele al terzo, la grandezza arrivava fino a 23-24 metri di lunghezza. Era usato in tutto l'Adriatico
però più nel nord, vuol dire Laguna Veneta, Istria, qui Quarnaro e Dalmazia. Oggi sono rarissimi. Questo davanti è un'autoscultura. Il leone di Venezia sul Mediterraneo.